Elezioni amministrative in Sicilia. L'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi per le elezioni amministrative che si terranno domenica 12 giugno, così come deciso qualche giorno fa dal governo Musumeci. A essere interessati dalle consultazioni elettorali sono 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario fino a 15.000 abitanti e 13 con quello proporzionale, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520, le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747, la popolazione coinvolta è di almeno 1.700.000 abitanti circa. Nella sola città di Messina si voterà anche per il referendum sull'istituzione del comune Montemare, formato da 12 villaggi della fascia collinare costiera tirrenica del capoluogo. Le urne saranno aperte solamente domenica dalle 7 alle 23. L'elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere una o due preferenze della stessa lista ma di diverso genere, una femminile e una maschile. Il voto espresso in una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Le liste dei candidati a sindaco al Consiglio Comunale verranno presentate da venerdì 13 a mercoledì 18 maggio alle ore 12. Durante le operazioni di voto sul sito istituzionale della Regione saranno pubblicate 3 rilevazioni alle 12.30, 19.30, 23.30 sull'affluenza degli elettori alle urne, con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. Lo scrutinio avrà inizio dopo il completamento delle operazioni di spoglio delle schede relative ai 5 referendum sulla giustizia che si terranno nello stesso giorno. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi alle prefetture territorialmente competenti e al Dipartimento regionale delle autonomie locali, saranno immessi sul sistema IDEC, realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e della società siciliana digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Si vota in 2 capoluoghi di provincia, Palermo e Messina, dove le consultazioni riguardano anche le 8 circoscrizioni di Palermo e le 6 di Messina. Nella provincia di Agrigento sono chiamati al voto 10 comuni: Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Villafranca Sicula con sistema maggioritario, mentre con il proporzionale Santa Margherita di Belice e Sciacca.